Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano. Siamo su Track Simulator 2, sono un po' acciaccato perché ho un'influenza intestinale pallosissima. E siamo qui a Ginevra, dobbiamo andare a Bologna a portare plastica usata, se non erro. Ok, boh, siamo con il Renault, livrea Halloween, visto che siamo in tema. Ok ragazzi. Abbiamo anche portato un po' di zoccola, un po' di mona a bordo, come si suol dire. Non sta guardando il telefono, insomma. È un po' grave la cosa, al posto di guardare il comandone e guardi il telefono, vuol dire che non ci siamo, non ci siamo. Ok. Questo è proprio il tema di Halloween, vediamo anche i pupazzetti all'interno. Dai, beccio su. Sono le 19:31 di un martedì. E il Cume ha l'influenza intestinale per colpa del derby, che non volevo tirare fuori il discorso, però qualcosa di indegno, raga. Qualcosa di indegno. Cioè, giocare per il pareggio è stata la cosa più umiliante della history. L'Inter purtroppo ha meritato. E va bene così, insomma. Ok. Sono 741 km di puro godimento. Ok. Adesso non ho registrato niente, ma proprio guarda, cioè, mi alzavo e giù in bagno e letto, bagno, sta un po' così. Purtroppo poi non è stata neanche per via, diciamo, lato B, ma per via lato avete capito che insomma non voglio fare proprio schifo. È proprio una roba molto molto pesante. Ancora adesso non sono al top, però vabbè, insomma, voglio fare qualcosa perché è un po' palloso stare a casa e non fare niente. Guarda quanto traffico. Oh. Vardio. Mamma mia. Però ragazzi, è il tramonto, perché l'altra volta mi ricordo un maneggio che ero convinto di stare sotto il tramonto Gumendiani, invece era l'alba, va bene, insomma. Cioè questo è il Cume, ragazzi. Penso che porterò a breve una diretta di Eurotrack, ma su Twitch. Potete trovare su Twitch, basta scrivere Comenda Veneziano, lo stesso logo di YouTube, e comunque posso anche lasciare il link in descrizione. Chiaramente non abbandono YouTube, ma voglio provare anche Twitch, perché secondo me rispetto a quando l'ho usata, diciamo, in passato, è migliorato, ecco, la piattaforma. Però lo so, ragazzi, cioè, ho voglia anche di cambiare, perché ormai dopo tanti anni non è neanche facile, sinceramente. Poi insomma sapete che per me YouTube è un divertimento, è un passatempo per ciaccolare un po' insieme a voi, quindi portare cose nuove può solo che far bene, anche se non ho molte idee, sinceramente, nel senso, volevo proprio ritornare un po' più alle origini. Siamo in Svizzera intanto, cioè scusate, stiamo andando in Francia. Cioè il mio obiettivo è quello di tornare comunque un po' come il passato, simulatori, giochi iper di nicchia, vaffanculo. Cioè, è vero che l'ho già detto altre volte, però mi rendo conto che, cioè, è giusto anche lasciare i giochi, diciamo, quelli grossi, a chi fa video sempre, chi lo fa come lavoro, ma merda. Cioè, noi abbiamo il nostro zoccolo Eurotrack Fly, che volevo portarlo ma l'ho postato male. Portiamo questi giochi qua e insomma i bestioni è giusto lasciare chi li sa fare bene. Io mi rendo conto che ormai tra gli impegni, le robe, è difficile poter portare con lo giusto entertainment, come si suol dire, giochi anche FIFA per esempio, cioè portare FIFA e faccio 16 vittorie su 30 quando va bene. Cioè, mi rendo conto che è un po' una palla perché è abituato a vedere i pro giocare, però insomma, non lo so, sono un po' senza idee perché sto male, quando sto male e vomito sono un rompicazzi di categorie incredibili, anche quando sto bene, però quando sto male ancora di più. Però se penso ai bei tempi del tubo, ma ciao figlio.
quel ciao fiori. Fatto scuro presto però, ha fatto scuro presto in quel di Genève. Siamo in France, siamo qualche città vicina, stiamo andando no, verso Lione anche no, vabbè, da qualche parte stiamo andando, insomma. Comunque è bellissimo il camion Halloween, veramente me lo godo. Ho scelto Renault perché così sinceramente ho voglia di provare un Renault. Dai però, dai. Eccoci qua. 300 metri c'è l'uscita per Turin. Andiamo da Cristiano. Madonna, sto pensando al derby, viene da piangere. Viene veramente da piangere perché cioè, abbiamo giocato 90 minuti solo per pareggiarla, perché così è stata, cioè, c'è poco da fare. E alla fine sono stati puniti giustamente. Donnarumma, che te lo giuro, preferirei mettere in porta taglia la tela, guarda, l'idolo dei tempi d'oro del Napoli, che era in Serie B, grande taglia. Però oppure grande Mazzantini o Ferron, piuttosto che vedere Donnarumma, cioè una roba purtroppo da quando ha fatto quella porcata col contratto 6 milioni all'anno, cioè, non si può stimare una persona così, cioè, purtroppo può anche svegliarsi, ci può portare 1000 trofei, cosa impossibile, ma deve fare un gesto grande, qualcosa per dimostrarci che vuole bene alla squadra. Ma sinceramente dopo il gesto del teatrino con Raiola, un milanista vero non può apprezzare, cioè io dopo rimango scioccato quando leggo ma anche la carriera col Milan, ma vedi Suso, vedi Ciaranoglu, come fai? Che giocatori sono, fiori? Cioè, ma abbiamo visto cosa, cioè, ma sappiamo il Milan cosa ha fatto nella storia, da Kipling fondatore a Nereo Rocco negli anni 60 più che 70, diciamo dal 62 al 69 il grande Milan di Rocco, e dopo Besacchi, Capello, Ancelotti, cioè, Suso devo amarlo come giocatore, un fenomeno. Mamma mia ragazzi, di questa squadra l'unico fenomeno è Higuaín, anche se è un giocatore che io non ho mai amato, nel senso un grande attaccante, ma ho sempre preferito un altro tipo di attaccante, però è l'unico che insomma ha vinto qualcosa, che ha fatto qualcosa nella sua vita, ma tutti gli altri poveretti buoni giocatori, certo, Romagnoli è un buon giocatore, Conti, un giocatore che ama, un bel giovane, poi se si torna dall'infortunio può essere un buon giocatore, che sì, può essere una bella riserva se hai un titolare fortissimo, tipo ecco nel grande Milan l'ultimo di Seedorf, Pirlo, Kaká, Rui Costa, un che sì panchinaro, era veramente un fiore all'occhiello, ma cioè, ma ci rendiamo conto che usanniamo giocatori che nel grande Milan erano riserve, cioè dai, cioè, io capisco che magari chi è più giovane si esalta nel vedere Suso, però un giocatore che fa una sola mossa, un solo piede, fa 8 gol a stagione quando va bene, 10 assist, cioè ragazzi, non lo so, sinceramente non lo so, veramente dovrei cambiare canale e tentare la strada di diventare un influencer tifoso. Sarei insultato più dei milanisti, sarei il Donato inglese del Milan probabilmente, cioè questa è la sacrosanta realtà, ma è così. Potrei diventare però il Donato inglese del Milan, cioè nel senso, il Donato lo seguo, si vede che ne capisce di calcio, perché alla fine cioè, esaltarsi, cioè, anche lui sa benissimo che l'Inter non potrà mai vincere niente comunque se non compra altri campioni. Sì, può arrivare secondo, terzo, può distruggere il Milan come ha distrutto domenica, però non vinci le Champions, non vinci gli scudetti così. Dai, ma avete capito che il Cube è in depressione post derby. Dai, Vecchio, molto bene. E quindi che cazzo, non so cosa dire, raga, veramente. L'unica cosa che mi viene in mente è che abbiamo tutto quello che potevamo sbagliare, abbiamo sbagliato. E Gattuso, un buon allenatore, ma da squadra media, perché è lui che dà la mentalità così perdente di dire pareggiamola, perché lui ha poco da dire, non siamo andati là per vincere.
sempre tutti dietro la linea della palla, cioè dai, non si può, guarda mi sale il nazismo acuto, perché dopo prese per il culo, amici, al lavoro, ma no. Fino a qualche anno fa eravamo noi a dettare legge. Io l'ho detto, dopo Calciopoli è finito un qualcosa. Che bello, Milan e Juve vincevano tutto e l'Inter nei bassi fondi. Mi vorranno bene i tifosi interisti in ascolto, cioè in visione, però boh, non lo so. Io ho visto, cioè, la mia generazione ha visto l'Inter vincere solo dopo Calciopoli, quindi solo smembrando la Juventus. Però l'Inter ha avuto alla fine 2 grandi cicli: Herrera negli anni 60 e Mourinho, con Mancini-Mourinho, con l'appendice di Trapattoni, che ha vinto uno scudetto con l'Inter dei record. Però insomma, cambiamo discorso, parliamo di cose belle. Lo zoccolo duro riprenderà appena sono al 100%, perché per registrare per andare in diretta bisogna essere al 100%, mi viene da vomitare in live, non è tanto bello. A meno che il video posso staccare e ricominciare dopo un po' e tutto quanto. Però ci riprendiamo, anche perché siamo messi abbastanza male con lo zoccolo, quindi vorrei capire se c'è un margine per la promozione in diretta il primo anno, almeno dei playoff, ma la vedo alquanto dura. La vedo duretta. Allora, dobbiamo arrivare a Bologna almeno entro mercoledì alle 16:32. Ci siamo. Danni presso non ce ne sono. Ok, stiamo da verso Torino. Siamo già arrivati in Italia, neanche visto, cazzo. Ma forse siamo ancora in Francia. L'autonomia ce l'abbiamo per 489 km. Certo che beccare sempre i viaggi di sera. Comunque posso spoilerare, questo giovedì non porterò il video della Weekend League, perché ho rivoluzionato un po' la squadra, però c'è da dire che le icone, a parte Sheva, che vabbè un po' non esserci, e sto cercando di prendere il Prime, però non conviene prendere icone baby o intermedie se non sono forti. Ho preso Van Nistelrooy sia intermedia che baby, forte, però non mi dà quel qualcosa in più. Ho preso Nedved, stessa cosa. Ho provato Baresi, niente. Rijkaard meno che meno. A questo punto devo prendere, cioè, ho visto le icone che possono andare bene per il mio gioco, sono i centrocampisti alla Gerrard, Gullit, ma è un sogno, gente così. Però comprare icone solo per avere l'icona rischi di far peggio. Infatti adesso ho preso Salah e Hazard, con Sheva unica punta, sta andando molto meglio, e Paolino Puglia, grande Paolino Puglia, il mitico Paolino Puglia. Vediamo se riusciamo a prendere il telecazzo. Era il telecazzo lì. Piano. Ok. Molto bene, molto bene. Sono a destra per la Torino Sud Malano. Devo anche dormire, porca miseria. Vediamo se non troverò non la troverò mai la stazione per dormire. Ok. Ok. Qua 200 km. E ragazzi, grande prestazione del Milan anche contro Real Betis. Che bello, sto zitto che è meglio. Pensiamo al viaggio che insomma sta procedendo abbastanza bene. Poi ho fatto qualche danno, ma vabbè, insomma, solito. Dai che ormai ci siamo in Emilia Romagna. Abbiamo autonomia per 350 km, ma non tiene un cazzo di benzina sto carro. Mamma mia.
vai di Tom Cruise Control. Giornata meravigliosa. Adesso dobbiamo andare. Siamo anche giusti, ecco, scusate. Porca troia. Siamo anche giusti come orario, con il nostro camioncino di Halloween. Guardiamolo sempre in tutta la sua bellezza. Cioè, queste skin del gioco sono veramente fantastiche, cioè ve le consiglio di comprarle tutte perché sono epiche, sono troppo belle veramente. Dai vecchio, su. Sto Ginevra Bologna ci sta portando un po' di soldi, ne abbiamo tanti, però non fanno mai male un po' di soldini in più. E che portiamo sempre roba di merda invece di portare anche qualcosa di un attimino più bello, ma fatalità non lo becco mai. Comunque tra un paio di video andremo in Islanda, comunque nei paesi nordici, quindi preparate il cappotto, giubbotto, guanti, sciarpette e preservativi, tutti al nord. Tutti al nord, tutti al nord. Dolphin era quello del... c'era anche quello dei videogiochi, mi sembra, che portava... mi sembra di dire una cagata, però mi sembrava la marca dei cabinati. Forse mi sbaglio io, non mi ricordo, forse sono rincoglionito, ormai lo sapete. Gentrix. Possiamo girare qua. Occhio, mamma mia, mi sono visto capottare. Bologna tangenziale. MTS trans, scusa, mito trans. Che devo passare, passo a destra, fottesega, no, ma devo strizzare, cioè devo girare, quindi ciao. Ok, adesso avevo ancora il pedaggio. Guidare con prudenza. Dai vecchio, ok. Quante volte sono andato dritto offline in passati viaggi, mamma mia. Quante bestemmie. Bologna, zona predosa. Però qua devo andare dritto, vorrei subito perdermi a 50 km dell'arrivo. Pa. Ok, qua. Che bello, che bello. Non sono mai andato a Bologna, infatti forse devo ancora scoprirla come città. Ok, siamo giusti, mamma mia, non si capisce niente. Sono famoso per sbagliare le strade. Dai vecchio, su. Tanto la mia donna guarda sempre il telefono, si è incantata.
Soccia, siamo a Bologna. Città che sono andato 1 miliardo di volte, però boh, mi è sempre lasciato un po' così, nel senso... Avete una città né carne né pesce, cioè né una città del cazzo, brutta, e senza storia o comunque monumenti, però neanche da dire monumenti incredibili o qualcosa di indescrivibile. Quindi la vedo una città un po' ibrida, almeno questo è il mio pensiero, cioè non è brutta ma non è neanche stupenda. Dai, vecchio, su. Siamo a Roveri però più che a Bologna. Me la farà scoprire Bologna. Ah, va stronzo. Ah, figlio della mignotta. Eccoci qua. Perfetto. Ottimo. Ci siamo. Arrivati siamo. Adesso lasciamo passare qua lo Scania. Siamo in una zona molto industriale, Dai, vecchio, su. Ok. Speriamo sia un parcheggio semplice. Porca miseria. Potevo anche entrare dall'altra parte, che pirlone. Facciamo così. Facciamo il giro dello stabilimento. Very good. Ok. Perfetto. Ricordo che sono col volante, sulla traga gioco col volante. Che ho un volante da giochi così, non certo da Formula 1 o altre robe. Salutiamo qua il porco. Parcheggio perfetto, no? Ah, c'ero anche. Bravo. Ottimo, direi. Excellent, excellent, excellent. Ok. Perfetto ragazzi, un saluto dal comandante veneziano, un altro bel viaggetto è andato, adesso vediamo, non so, forse mi sposterò un po' in centro Europa, Olanda, e poi proviamo ad andare al nord a vedere insomma i paesi più pittoreschi della mappa. Ciao!